Buongiorno a lei, come sta? No, io bene. Senta, dicevo, lei leader del Movimento 5 Stelle, uno dei pochi leader dei partiti grossi italiani che non si candida alle elezioni europee. Dunque la prima domanda è: perché lei non si candida alle elezioni europee? Ma l'ho chiarito molto linearmente e limpidamente. Mettere il proprio nome quando si sa che non si va all'Europarlamento è un inganno agli elettori e da noi nel nostro movimento queste cose non le facciamo e non sono consentite. È una candidatura civetta quella per prendere qualche voto in più, ma noi non vendiamo la nostra anima per qualche voto in più. Gli altri lo facciano, però per noi non è una competizione così irregolare, la ragione per cui ho firmato a mia prima firma, quindi ho presentato una proposta di legge per rendere incandidabili all'Europarlamento parlamentari italiani e membri del governo. Solo da noi esiste questo malcostume, non esiste in nessun altro paese che addirittura membri di governo, il Presidente del Consiglio in carica fa finta di candidarsi all'Europarlamento. Naturalmente questo è un discorso di grande coerenza. Al tempo stesso qualcuno dice però, magari anche qualche fan del Movimento 5 Stelle dice però magari avrebbe dato più peso, più forza al gruppo che poi porta in Europa. Non lo so, recentemente sentivo il reddito di cittadinanza europeo. Ecco, il reddito di cittadinanza europeo, lei come se lo immagina? Come funzionerebbe? Il reddito di cittadinanza europeo, guardi, sarà molto semplice secondo me portare avanti questa battaglia, perché negli altri paesi europei ce l'hanno tutti il reddito di cittadinanza, una cintura di protezione. Solo da noi ci può essere una classe politica che fa la guerra ai poveri e non alla povertà. Una classe politica che pensi un po', il bilancio dello Stato è, ricordo a memoria, all'incirca 860 miliardi. Questo governo in carica ha fatto cassa recuperando 1.700 milioni dai poveri che non riescono a sopravvivere e si vanta pure di aver recuperato 1.700 milioni su tutti i soldi che vengono abitualmente erogati per tantissime classi imprenditrici, per sostegno giustissimo anche alle imprese e tantissime altre sovvenzioni varie. Ma chi muore di fame non può avere dallo Stato, deve avere uno Stato nemico e deve essere chiamato divanista o drogato perché vuole il metadone di Stato. Secondo me è una follia. In Europa questa cosa la capiscono, introdurremo in Europa un reddito europeo di cittadinanza. Poi, se mi permetti, in Europa servirà anche un piano straordinario per finanziare la transizione. Dobbiamo continuare la transizione ecologica. Basta città inquinate, basta consumo di suolo e ovviamente lotta ai cambiamenti climatici. Per fare questo, per evitare che il costo si abbatta su persone, su famiglie e imprese, dobbiamo creare un piano straordinario sul debito pubblico comune. Dobbiamo proseguire la strada del buonsenso, direi, piuttosto che invece ripiegare su quella che adesso è diventata una transizione militare. Le uniche risorse su questo delirio collettivo della corsa al riarmo, investimenti militari, sempre più armi, lei lo sa, noi siamo per la pace in modo convinto e deciso. Ora ci arrivo su questo tema che è molto importante. Sul tema delle risorse però le devo fare una domanda, perché sul bilancio dello Stato pesa molto gli effetti del superbonus 110 che fu introdotto dal suo governo e che all'epoca fu stimato come costo 30-40 miliardi. Oggi ci dicono che quel provvedimento ne è costato più di 200. Com'è possibile questa differenza? Realmente non è costata quella cifra assolutamente, ma lei consideri che su 116, il portafoglio di 116 miliardi di crediti fiscali, 66 miliardi li ha accumulati la gestione del governo Meloni, perché non dimentichiamoci che il Presidente del Consiglio Meloni governa ormai da 18-19 mesi e prima c'era sempre Giorgetti allo sviluppo economico con Draghi. Sono 3 anni che governano questo meccanismo. Quando parlano di norma Conte e attribuiscono tutte le responsabilità al sottoscritto, dovrebbero vergognarsi, perché la norma originaria è stata modificata una ventina di volte tra Draghi e Meloni
e loro avevano accesso ai ma conti. per cercare di restringerla però, perché sembrava arrivare una piena. Ma scusi, abbia pazienza. La norma innanzitutto è stata formulata in termini di pandemia, ha portato il 13% di PIL di incremento, in 3 anni la riduzione del debito PIL per 17,6 punti. Loro non vogliono quantificare i benefici, il che è disonesto, ma a voler assecondare il loro ragionamento dobbiamo tener conto che la dovevano governare questa norma. Hanno fatto 20 interventi normativi, forse più. Se non sono capaci, cioè lei l'avrebbe chiusa prima, quindi la norma l'avrebbe restretta prima, finita la pandemia? Ma io ho sempre detto che non era una norma al 110% da poter portare avanti infinitamente. Ma quello che voglio dire è che non possiamo distruggere questo percorso, perché il risultato qual è? Che con questa furia ideologica, come hanno fatto la guerra ai poveri, adesso stanno facendo la guerra al comparto edilizio. Non ce lo possiamo permettere, anche perché non hanno una misura alternativa di investimento per le nostre imprese. Hanno distrutto Transizione 4.0 e annunciato solo Transizione 5.0. Il risultato sa qual è? Che abbiamo 14 mesi di calo della produzione industriale. I contratti diventano sempre più precari, c'è una precarizzazione, ormai sono tutti a tempo definito, molta confusione, dice lei. Molta confusione. Ma grandissima confusione. Senta, voglio tornare su un tema fondamentale, lo ha anticipato lei, il tema della pace. Io le devo dire, non ho intervistato nessun leader che dicesse voglio scatenare la guerra mondiale, non sono per la pace, e ho intervistato leader che dicono per la pace bisogna aiutare l'Ucraina con le armi, altrimenti non c'è più l'Ucraina e si ottiene una pace perché è finita l'Ucraina. Questa forse è in qualche modo le uniche differenze che colgo rispetto al fatto che tutti sono per la pace. Allora, guardi, noi abbiamo due conflitti particolarmente impegnativi e davvero che creano tantissima sofferenza e distruzione. Il conflitto russo-ucraino e poi il massacro che si sta compiendo a Gaza. Partiamo da Gaza. Qui il governo è tutto per la pace, per tutelare le popolazioni mediorientali, evitare conflitti che dilaghino, eccetera. Però si è astenuto per 3 volte il nostro governo con vigliaccheria all'Assemblea delle Nazioni Unite quando si trattava di votare risoluzioni addirittura per il cessate il fuoco, per la tregua. Quindi le per lei è un genocidio, come dicono molti anche suoi sostenitori? Ma guardi, è ovvio che quando parliamo di genocidio la mente corre allo sterminio sistematico costruito per anni con sofisticazione anche scientifica degli ebrei da parte del regime fascista. Quindi è ovvio che accostare questo concetto a quello che sta succedendo a Gaza, voglio dire, crea un po' imbarazzo, ma chiamatelo come volete, è un massacro di 35.000 civili palestinesi che non si realizza in una notte, si sta realizzando in mesi e mesi di efferata, scellerata strategia militare da parte di questo folle governo Netanyahu. Chiaro, le parole poi sceglietele voi, questa è la realtà e questo è inaccettabile. Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, il tema è questo: avevano la possibilità all'indomani dell'aggressione, siamo andati avanti così, vicini così a un negoziato di pace. Sui vertici NATO, sul tavolo della NATO non c'è stato nessun leader con gli attributi che ha detto questa strategia militare dell'escalation è una follia, perché di fronte abbiamo una Russia che sull'apparato militare ha sempre costruito la sua forza con 6.000 testate atomiche. Cosa facciamo? Se accettiamo questa logica dovremo mandare armamenti sempre più sofisticati, sempre più letali e rischieremo la terza guerra mondiale. Hanno rifiutato. Devo chiudere per questioni di par condicio. E chiudo, hanno rifiutato il negoziato di pace
Il risultato è che ci porta in terza guerra mondiale. Poi che Salvini Grazie. con la Lega parli di pace e abbia votato sempre per l'invio delle armi è un'altra cosa, e così gli altri parlano tutti di pace. Gli unici che hanno votato contro all'Europarlamento siamo stati noi. Presidente, grazie a Giuseppe Conte, leader del Movimento Grazie, 5 buona Stelle, grazie per giornata. essere stato ospite con noi.